Ripartono le attività del seminario arcivescovile di Agrigento retto da Don Baldo Reina, che a detto dello stesso gode di ottima salute. Il prossimo 7 ottobre, giornata della memoria liturgica della Beata Maria Vergine del Rosario, la Chiesa agrigentina infatti avrà ben nuovi 5 sacerdoti. La celebrazione si svolgerà nella Basilica Cattedrale di San Gerlando, dove l'imposizione delle mani e la preghiera di Don Franco Montenegro saranno ordinati presbiteri Don Rosario Bellavia di Favara, Don Settimio Alessandro Bruno e Don Stefano Principato di Agrigento, Don Calogero Cosumano di Caltabellotta e Don Giovanni Cattuso di Cianciana. È iniziato giorno 4 con le attività di programmazione e già giorno 5 al mattino abbiamo incontrato il Vescovo, nel pomeriggio c'è stata l'ammissione agli ordini di un ragazzo di Agrigento, Marco Caruso, che ha ricevuto appunto l'ammissione agli ordini nella parrocchia Beata Maria Vergine del Carmelo in Via Dante. E poi a seguire un po' di attività di formazione. In questi giorni i ragazzi sono stati con Don Giuseppe Sovernico, che è un sacerdote e psicologo della diocesi di Treviso, li sta intrattenendo sull'aspetto della crescita da un punto di vista spirituale e pedagogico, e poi andremo agli esercizi spirituali guidati da Don Enzo Cuffaro, saremo a Erice, Don Enzo ci guiderà sul tema del sacerdozio nella lettera agli ebrei. Poi faremo una settimana di missione a Mempi e di ritorno ci prepareremo per il grande momento dell'ordinazione sacerdotale di 5 diaconi, il 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, in cattedrale. Quindi queste notizie ci dicono che godiamo di buona salute. Quest'anno i ragazzi sono 30, ci sono 5 diaconi, quindi in tutto partiamo con 35, ma i 5 diaconi ci lasceranno a ottobre dopo l'ordinazione sacerdotale, quando il Vescovo affiderà loro i nuovi incarichi pastorali. Quindi abbiamo 30 ragazzi spalmati nei 6 anni, dal primo fino al sesto anno, e quindi ringraziamo il Signore di questo numero, che non è soltanto un numero, ma sono soprattutto tante belle storie di vocazione, di desideri, di fragilità, però ragazzi veramente molto motivati. Noi stiamo cercando di essere presenti nel territorio, nelle parrocchie, con la giornata proseminaria, altri momenti di incontro, però ecco, ci piacerebbe se le nostre comunità in maniera più frequente venissero a trovarci qui in seminario. Tra l'altro c'è l'atrio dal quale stiamo trasmettendo e registrando questa intervista, che è molto bello, ma soprattutto per conoscere il seminario, i seminaristi, i ritmi di vita, pregare con noi. Ecco, questo è un desiderio che abbiamo sempre cercato di coltivare, nei limiti del possibile l'abbiamo realizzato.